Buonasera e benvenuti a Sette Sere. Iniziamo questa settimana con una puntata in cui il filo conduttore saranno le novità in un modo un po' particolare. Infatti nella seconda parte del nostro appuntamento ci verranno a trovare i protagonisti dell'appuntamento della rete con la tecnologia, per cui parleremo veramente di tantissime innovazioni e anticipazioni. Ma per iniziare torniamo a parlare della grandissima novità che riguarda le famiglie, cioè l'arrivo di un bambino. E allora ci rivolgiamo di nuovo ai neogenitori con tutti i consigli di Simona Capria, consulente pedagogica dell'Associazione Il Sogno. Buonasera e ben ritrovata, bentornata. Buonasera, grazie. Allora, settimana scorsa abbiamo parlato proprio dell'inizio, del primo approccio con i piccolini, per cui quando arrivano a casa e come si fa a dargli le abitudini giuste per il sonno. Abbiamo guardato che sono sempre improntate all'autonomia, per cui un bimbo che ha le sue esigenze, che vanno assecondate, però ricordiamoci che è un bimbo che deve crescere e saper stare nel suo lettino da solo. Oggi continuiamo a parlare di quello che serve ai bimbi, ma anche di quello che serve a una coppia. Allora, riprendiamo il discorso dal punto in cui l'avevamo interrotto. Abbiamo iniziato a parlare settimana scorsa dell'alimentazione, della nutrizione dei piccolini. Allora, tante volte i piccoli si devono svegliare durante la notte per la poppata. E abbiamo detto sì alla poppata a seconda dell'esigenza dei bimbi, ma c'è un momento, ovviamente che cambierà di qualche mese da bimbo a bimbo, in cui la poppata magari bisogna anche aspettare un attimo che il bimbo pianga quella volta in più, che non faccia il crapiricio per mangiare, ma c'è quello stacco di crescita per cui il bimbo è un po' più grande, può aspettare e deve imparare a gestire la sua fame. Allora, diciamo che una volta cessato lo svezzamento, finito il periodo dello svezzamento, quindi i bambini mangiano sia a mezzogiorno che il pasto della sera, la pappa, fondamentalmente la necessità di un pasto anche di notte non è più così necessario. Allora, magari non toglierglielo completamente, ma cominciare ad allungare i tempi tra una poppata e l'altra, anche perché poi diventa sempre più difficile gestire gli orari durante il giorno e quindi anche per il bambino può essere un po' uno stato di confusione capire quando è il momento di aver fame e mangiare veramente. Un bambino che ha mangiato la sua cena in maniera completa e magari ha bevuto anche un po' di latte prima di addormentarsi, sicuramente non avrà non avrà fame. Molto spesso i bambini, attraverso l'allattamento al seno, richiedono proprio attenzione da parte del genitore, quindi questa cosa va calibrata piano piano fino, come dicevamo prima, a portarle all'autonomia, non tolta di brusco in maniera completamente diciamo aggressiva, ma sicuramente gradualmente, quindi piano piano allungare i tempi tra uno e l'altro. Ci sono dei piccoli vizi che nella fase di svezzamento non vanno dati. Tanti nonni magari si divertono a far assaggiare un goccino di quello che stanno bevendo loro, per dire un goccino di caffè, un goccino di vino che deve essere letale. Ecco, questo non va fatto, si legge spesso, ma perché ci sono dei motivi veri che riguardano il fisico dei piccoli. Ecco, non si può cambiare la loro dieta con cose per grandi. Allora, tutta la regolamentazione dello svezzamento è cambiata molto in questi ultimi periodi, quindi diciamo che ad oggi si propone quasi tutto al bambino, quello che mangiano i genitori i bambini lo possono assaggiare. È ovvio che stiamo parlando di alimentazione sana ed equilibrata per il corpicino di un bambino. Il vino, il caffè, piuttosto che le cose estremamente zuccherate o eccitanti non vanno assolutamente bene, il cioccolato, quindi ciò che mangiano i genitori, che può essere la verdura, la frutta, la pasta, i bambini lo possono benissimo assaggiare, però evitiamo sicuramente quegli alimenti che non sono sani per gli adulti, figuriamoci per i bambini. Assolutamente, questo è importante dirlo, perché anche quella piccola prova poi invece introdurre qualcosa che al fisico del bambino, al suo organismo, fa veramente potrebbe creare male, delle reazioni anche abbastanza pericolose per il bambino, quindi io direi che è assolutamente necessario stare molto attenti, anche perché poi si rischia di andare in confusione, nel senso, avrà avuto questa reazione a causa di quello che gli ho fatto assaggiare o per quello che ha mangiato? Certo. Ecco perché l'importanza di approcciare un alimento per volta in maniera abbastanza graduale, in modo tale che si possa distinguere la reazione da che cosa è dovuta. Certo, perché anche qui bisogna capire l'organismo del bimbo cosa tollera, cosa non Certo, tollera. la Anche qui ci può essere risposta è importante, riuscire a capire la risposta dell'organismo è importante solo se si introduce piano piano un alimento per volta. Ovviamente, benissimo. E allora adesso cerchiamo di spostarci un pochino sui due che hanno creato questo piccolo, che si trovano in una situazione diversissima, vogliono dedicare tutto il loro tempo a questa novità, però hanno anche una vita di coppia da gestire. Allora cerchiamo di capire se i due nuovi genitori, adesso che sono dei genitori, avranno un ruolo solo da mamma e papà, per cui da piccola squadra che deve allevare
adottare un piccolo oppure si possono ricavare il loro spazio. Io vorrei iniziare a parlarne parlando della piccola squadra che si può o si deve creare tra i genitori, dove non arriva uno può arrivare l'altro, non c'è distinzione mamma-papà, vabbè ovviamente a parte il momento dell'allattamento il seno che lì non si può far evitare la mamma. Il rapporto che c'è tra mamma e bambino è assolutamente un rapporto di pelle, di profumo, non solo di, come dicevi tu, vabbè, l'allattamento è necessariamente esclusivo da parte della mamma, a meno che non ci sia un allattamento artificiale. Però ci sono dei momenti fin dai primissimi giorni del bambino, in cui il papà piano piano entra nella vita di questo bambino e danno molta sicurezza. Io parlo sempre, per esempio, perché non creare un momento esclusivo solo del papà, che può essere il bagnetto, che è meraviglioso, perché è un contatto fisico, pelle a pelle, di fiducia. Il papà si sta prendendo cura di me in quel momento. Come la mamma si prende cura di me allattandomi, il papà lo fa attraverso la coccola, l'acqua. Insomma, è un momento veramente in cui il genitore si dedica totalmente al bambino e quindi potrebbe essere un appuntamento quotidiano esclusivo del papà. Certo, poi forse anche ridare al papà un'esperienza che non ha potuto vivere. La mamma ha avuto il suo bambino nel liquido amniotico, l'ha curato e coccolato, per cui il bimbo forse vive lo stare nell'acqua in modo molto affettuoso, per cui dare lo spazio anche al papà in questo forse può essere utile. Assolutamente, assolutamente, anche perché è un momento molto intimo, di fiducia totale, in cui il papà piano piano prende confidenza anche col corpo di questo bambino. Cosa succede. Assolutamente sì, e soprattutto quello sguardo reciproco, quell'attenzione che in quel momento si ha esclusivamente per il bambino, permette di creare un rapporto che è unico, pur non essendo così naturale come quello con la mamma immediato. Questa cosa, se avviene fin da subito, permette innanzitutto alla mamma di sentirsi serena, perché sa benissimo di poter contare sul suo compagno in maniera totale. Permette al papà di sentirsi utile e prendere subito in mano il suo ruolo di padre, che non aspettava probabilmente altro, perché per 9 mesi è stato lì ad aspettare e non poteva fare nulla se non vedere questa pancia che cresceva, ma non sentirsi fondamentalmente partecipe al 100%. E questo piccolino si sentirà sicuramente fortunato perché ha 2 persone da cui attingere, con un carattere diverso, con un modo di fare diverso. Inizia a conoscere È una il suo ricchezza, mondo. sì, è una ricchezza fantastica. E per la squadra di cui parlavamo prima è veramente un'arma, cioè essere sereni nell'affrontare la quotidianità in 2. È ovvio, la mamma è a casa in maternità solitamente e quindi molto probabilmente ha più tempo e un po' più anche di fatica quotidiana nell'accudimento. Ma sapere quando arriva il papà dal lavoro di poter dire ok, adesso io... Prendo 5 minuti. È veramente sì, secondo me è una grande ricchezza. Perché una squadra che c'è insieme per le esigenze del bimbo, ma che si può dare anche il cambio in modo tale da ripodarsi e essere il più pronta possibile per crescere questo piccolino. Veniamo però alla vita di coppia, una vita di coppia che rimane e che forse cambia. Allora è giusto tutelare l'intimità che c'era prima, ritrovarla in tempi anche magari rapidi, perché magari una donna si trasforma tutto il suo corpo, poi non si riconosce più lei, non si rende conto che magari nemmeno il suo compagno la riconosce più, può cambiare tanto nella dinamica. All'inizio c'è tanta gioia e dopo un po' magari invece si dice ma qualcosa forse non va più? Certo, sicuramente è faticoso riprendere un'individualità, perché soprattutto per la mamma si sente un tutt'uno col corpo del bambino e quindi riprendere il ruolo di donna non è semplicissimo, delle volte anche proprio per un cambiamento fisico, ci si sente un po' inadeguati, anche se le rotondità della maternità da parte di un uomo sono viste veramente come un dono, non come... Quindi i primi tempi bisogna accettare anche questo cambiamento con estrema solarità, perché comunque c'è una motivazione che ha portato a questo cambiamento. Però ecco, gradualmente, anche lì, piano piano, i primi momenti sono veramente in simbiosi, soprattutto mamma e bambino, ma in realtà tutta la coppia genitoriale è spostata dall'essere coppia ad essere coppia genitoriale, quindi mamma e papà. Poi è importante che piano piano, così come ci si è catapultati in questa realtà, piano piano a piccoli passetti ci si riprenda dell'autonomia, dei tempi per sé, che sono il lettone che ritorna a essere un ambiente della coppia, e poi piano piano alcuni spazi anche al di fuori della casa, quindi una cena solo mamma e papà, all'inizio può essere anche solo un caffè, una passeggiata, però l'idea di riprendersi per mano e fare una passeggiata solo la coppia fa sentire di nuovo
donna e uomo, ed è veramente importante per la coppia ma anche proprio a livello personale, ci si sente molto più autonomi di nuovo di riprendere in mano quell'essere adulti che tante volte si perde con un bambino, un po' come tanti genitori mi dicono mi sembra di parlare ormai la sua lingua, di solo di pannolini, ma è vero, perché i primissimi periodi si è molto concentrati sulla vita di un neonato, quindi non dico i primi mesi, ma poi piano piano, molto gradualmente è importante che questa cosa riprenda valore. Assolutamente sì. E allora, per ritornare un pochino alla propria vita, per riconoscerci, continuando il discorso che stiamo facendo, anche riprendere magari a lavorare, lasciare il proprio piccolino a casa o magari all'asilo nido e ritornare alla vita di sempre, anche questo, magari piano piano, però bisogna forse darsi dei tempi fissi o cambiano sempre? Allora, è tutto molto relativo in base al lavoro, a quanto porta via questo lavoro, alla possibilità, cioè c'è il primo periodo fino all'anno, di solito c'è l'allattamento, che è secondo me da sfruttare totalmente, perché è veramente una ripresa graduale, che permette alla donna di non sentirsi catapultata da una realtà ad un'altra in maniera brusca. Però all'inizio è molto faticoso staccarsi da un neonato, in realtà poi piano piano riprendere quella che è la propria autonomia di donna, di persona autonoma, distinta dal bambino, permette anche un contatto con la realtà che è sano, è molto sano, e anche nella coppia questo si ritrova molto. Molti papà dicono effettivamente di aver ritrovato la propria donna una volta che lei ha ripreso la sua vita normale, che sia lavorativa, questa è proprio una vita quella che faceva prima, Certo, in parte, le abitudini di prima, la palestra, la chiacchiera con le amiche, piuttosto che il lavoro, permette di farsi riprendere un pochino. Quindi riprendersi e riprendere i propri tempi, perché quando si ha un neonato in casa ovviamente non si funziona più secondo il nostro ritmo, ma secondo il suo, per cui ricavare i propri spazi e per la coppia, per cui per mamma e papà che sono uomo e donna, che hanno la loro intimità, e per la mamma come essere femminile singolo, ecco, è fondamentale perché c'era prima, ci sarà anche dopo quando il bimbo crescerà, se no è un grosso trauma questo. Assolutamente, ma tra l'altro la cosa da ricordare è che anche per il bambino è un gran valore, vedere la mamma e il papà che si creano degli spazi e che si amano è veramente come insegnare al bambino cosa vuol dire l'amore tra mamma e papà. Bene. Allora benissimo, ti ringrazio infinitamente Simona per averci iniziato a portare per la mano in questo percorso che è tutt'altro che semplice ma molto molto bello. E allora vi dico che se avete tante domande da fare potete farle direttamente scrivendo a me a programmi@settegold.tv o se no tramite il tuo sito, così man mano cercheremo di capirne sempre di più, va bene? Volentieri, allora, molto volentieri. grazie infinite, grazie anche a voi. Subito dopo la pubblicità dovete restare qua perché ci saranno tantissime anticipazioni sulla trasmissione Tech and the City e i protagonisti proprio qui, a tra poco.